Il 3M Palermo ospite della capolista Sporting Alcamo in una inedita e inattesa sfida al vertice, sfida che però si apre subito con i padroni di casa che passano in vantaggio con il siluro di Dell'Aria non letto bene da Norfo. Passa in vantaggio la squadra di casa che dunque sblocca il punteggio. Dall'altra parte però arriva subito il pareggio da parte del 3M che riesce a pareggiarla con calò. L'esultanza del giovane talento a disposizione di coach Zapparata. Spinge ancora la squadra biancoverde con Calvaruso che serve al centro, un pallone perfetto per Di Grazia. Il gol del 2-1 passa a condurre la squadra palermitana, che qui però si deve difendere dall'assalto dei padroni di casa qui dell'area. Gran giocata al limite dell'area, il destro con deviazione sfortunata e gol del 2-2. Continua ad attaccare lo Sporting Alcamo alla ricerca del gol del nuovo vantaggio. Qui Parrino non riesce ad arrivare in tap-in con Norfo che era comunque in uscita. Poi gran palla recuperata da Scalavino che se la porta avanti con la sola. Primo dribbling, secondo dribbling e poi puntata che si perde fuori di pochissimo. Ancora 3M in attacco, ancora con Scalavino. Smanaccia fuori il portiere, poi ci può riprovare ma non ci riesce Calvaruso. Dall'altra parte però ancora l'attacco con Calvaruso che due volte non riesce a battere il portiere dello Sporting. Palla che si perde fuori, occasionissima doppia per il 3M Palermo che qui va a recuperare un'altra grande palla con calò. L'uscita ottima ancora dell'estremo difensore dello Sporting Alcamo. Partita vibrante, divertente. Qui il tentativo ancora e la palla smanacciata in calcio d'angolo da Norfo. Poi nuovamente prova a spingersi in uscita ma sbaglia tutto il 3M e ancora una volta Norfo straordinario in uscita per la conclusione che si perde alle stelle. Dall'altra parte però l'uscita veloce in contropiede del 3M con il servizio dall'altra parte per Calvaruso che dribbla e calcia e segna il gol del 3-2. Poi c'è un tiro libero per il 3M, lo batte Runfolo, fischia l'arbitro la lunga rincorsa di Runfolo che per poco non spacca la traversa. 4-2 per il 3M che vola sulle ali dell'entusiasmo. Dall'altra parte però c'è una squadra formidabile e qui passiamo con le immagini al secondo tempo. Hernandez qui coglie impreparato Norfo con l'esterno destro, palla sul primo palo, poi altra conclusione che sbatte sulla traversa e ad un passo dal 4 pari lo Sporting qui ci prova ancora con Norfo che è costretto a smanacciare una rimessa laterale, poi cerca di uscire ma non ce la fa il 3M. Allora ancora Hernandez che scalda i guantoni di Norfo, calcio di punizione per lo Sporting Alcamo. Il solito dell'area calcia su Norfo e poi la respinta ancora dalla difesa bianco-verde a evitare guai. Insiste la squadra di casa con il solito dell'area che cerca di farsi spazio. Poi lo scambio con Hernandez, i due sono i più pericolosi. Norfo apre il compasso, mette la palla fuori, poi gran palla recuperata dal 3M che cerca di andare in ripartenza. La conclusione che si perde sopra la traversa, ma poi questo è l'antipasto per il gol del 3-5. Il controllo di Calvaruso che riesce in qualche modo dopo aver lisciato il tiro a metterla alle spalle del portiere. Ancora in gol Calvaruso, doppietta personale, ma non è finita qui. Attenzione a questa occasione con il tiro che si spegne sul palo. Potrebbe essere finita, potrebbe sembrare finita qui l'azione, ma in realtà non è così perché c'è un errore clamoroso come stiamo per vedere sulla rimessa dello Sporting Alcamo. Basta un po' di pressione da parte di Runfolo che tocca quel tanto che basta per metterla in rete. 3-6 il risultato al Pala Grimaudo, risultato pazzesco, ma la partita non è ancora finita. Qui il recupero palla di Runfolo che si invola davanti al portiere, ci vuole la respinta perfetta da parte dell'estremo difensore. Qui Salerno perde una brutta palla, innesca allora Hernandez che calcia e colpisce la traversa. Ancora attacca in power play lo Sporting Alcamo alla ricerca della rete che possa accorciare le distanze, ma qui ancora una volta il salvataggio sul palo e poi la conclusione dall'altra parte di Scalavino. 3-7. Sono 4 i gol di vantaggio per la squadra di Zapparata quando mancano pochi minuti alla fine. Si getta all'assalto allora lo Sporting Alcamo che cerca il gol che possa ricucire un pochettino lo strappo dell'area col destro. Una rasoiata a fil di palo, non può nulla Norfo. 4-7 il punteggio al Pala Grimaudo. Emozioni e gol a grappoli da una parte e dall'altra. Poi c'è la palla recuperata da Calò che vede la porta vuota, la cerca, la trova. 4-8 il 3M doppia gli avversari a pochi minuti dalla fine. Una vittoria che sembra sempre più vicina. Poi ci prova ancora Calvaruso che si libera, calcia, c'è la respinta da parte dell'estremo difensore dello Sporting Alcamo. Sporting Alcamo che torna ad attaccare con Dell'Aria che cerca luce per il tiro. C'è una deviazione che beffa Norfo
5-8 poker di Andrea Dell'Aria, che si dimostra ancora una volta grandissimo giocatore. Ma qui la giocata ancora da parte di Scalavino, vede Calvaruso dall'altra parte, non lo serve, cerca il tiro, c'è la respinta sopra la traversa, ma non c'è più tempo per gli assalti dello Sporting Alcamo. Impresa del 3M Palermo che vola in testa da Sportisili. È tutto, alla prossima.